Un'alleanza tra sanità pubblica e movimento paralimpico per portare più persone con disabilità allo sport. È questo il cuore della convenzione siglata a Mestre tra Ulstra e Serenissima e il Comitato Italiano Paralimpico, che individua la medicina dello sport e dell'esercizio fisico di Noale come partner di riferimento. È un momento importante perché appunto è un servizio che mancava, come dire, tutti gli atleti che si approcciano allo sport di solito hanno strutture specialistiche, invece chi lo fa, diciamo, con disabilità molte volte si doveva trovare a, diciamo, girovagare per servizi vari, e qui invece abbiamo unito nella medicina sport un servizio di eccellenza che andrà quindi a colmare questa lacuna che mancava. Il progetto, sviluppato con il CIP Veneto, prevede anche percorsi integrati di valutazione clinico-funzionale per orientare ogni persona verso attività motorie adeguate, coinvolgendo specialisti in nutrizione, cardiologia e riabilitazione. Il servizio della medicina dello sport di Noale, e assieme ad altri servizi dell'ASL, possono accompagnare i nostri atleti, ma anche le persone che oggi sono la stragrande maggioranza che sono a casa e che non fanno attività. Quindi dare una valutazione ai nostri ragazze e ragazzi sulle discipline che possono fare non solo a livello provinciale ma a livello veneto. Quindi è un'occasione straordinaria. Noi stiamo puntando tantissimo, è il nostro sogno, che l'attività sportiva possa entrare dentro i LEA, e cioè venga finanziata dal sistema sociosanitario. In Veneto, secondo i dati Istat e CIP, le persone con disabilità sono il 3,8% della popolazione, ma solo una minima parte pratica sport in modo continuativo. L'accordo si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di colmare il divario e promuovere inclusione e riabilitazione attraverso lo sport. Lo sport è fondamentale. Io subisco un incidente nel 2002 e all'età di 28 anni la prima cosa che sono andato a ricercare dopo che sono tornato un po' più in forma è proprio lo sport, perché lo sport, io è l'unico momento quando faccio sport che non ho dolori, ho dei dolori neurologici, e quando faccio attività sportiva il cervello è proprio impegnato là e quindi non sento niente, quindi è veramente medicina.